La Lega Coop Sicilia, coordinamento di Agrigento, Palermo e Trapani, esprime per mezzo del suo coordinatore Domenico Pistone la sua forte preoccupazione verso il Sud, che rischia di rimanere tagliato fuori dai fondi dell'Europa, chiedendo immediatamente a chi di competenza un tavolo. Per la Lega Coop il PNR rappresenta certamente, attraverso le ingenti risorse messe a disposizione dall'Europa, una straordinaria occasione per fare dell'Italia un paese autenticamente moderno, capace di affrontare la sfida della transizione ecologica, per ridurre le diseguaglianze sociali ed economiche e soprattutto per eliminare il gap infrastrutturale, economico e sociale tra nord e sud del paese. In verità, per la Lega Coop Sicilia, alla luce dei primi bandi già disponibili, emerge un quadro che come Lega delle Cooperative ci preoccupa e non poco. Diversi comuni del meridione e soprattutto diversi enti locali siciliani versano in condizioni economiche e finanziarie assolutamente preoccupanti, in quanto o in dissesto o in predissesto, nella maggior parte dei casi in condizioni che impediscono l'approvazione dei bilanci. A questa situazione, che per la verità coinvolge le aree del mezzogiorno del paese, si aggiunge l'incapacità spesso motivata dell'assenza di personale adeguato in grado di poter offrire un'offerta progettuale competitiva con i comuni del nord. La Sicilia, in particolar modo diversi territori della Sicilia, presentano ancora prima della crisi pandemica una situazione di degrado sociale e economico, con una percentuale di disoccupazione e mortalità d'impresa non solo allarmante, ma ben oltre superiore alla media nazionale, con il rischio di essere tagliata fuori dai finanziamenti del PNRR. Sarebbe il preludio di una fine da scongiurare. 14 milioni di cittadini del Mezzogiorno vivono già in contesti non in grado di assicurare servizi minimi indispensabili, proprio per le condizioni in cui versano i comuni. Come Lega Coop Sicilia, coordinamento di Agrigento, Palermo e Trapani, chiederemo ai comuni dei territori di competenza, unitamente alle altre organizzazioni sindacali e di categoria, un confronto per capire su quali progetti puntare e come si intende procedere per costruire una rete in grado di favorire l'interlocuzione, le proposte, le idee e le visioni comuni. L'unico modo per scongiurare il rischio che il PNR per il Sud e il nostro territorio sia l'ennesima occasione mancata per la Lega Coop è quello di declinare un nuovo percorso di concertazione tra le associazioni di categoria ex enti locali, capaci di supportare la capacità progettuale degli enti locali e definire in tal modo un percorso che vada oltre la pratica della spesa storica, stabilendo uguali diritti di cittadinanza in modo coeso per tutto il Paese.